9:45. Segnale orario Rai con la partecipazione di Blu Via. Rai GR3. Buongiorno a tutti da Alma Grandini in studio con Valentina Antonelli. Ancora emergenza caldo per anziani e malati. A Milano solo questa notte sono morte 5 persone a causa della grande afa. Sono tutte persone di età compresa tra i 70 e i 98 anni. Gli operatori del 118 che nella notte sono stati impegnati in oltre 300 interventi sottolinea che si tratta quasi sempre di persone malate da tempo. Il caldo non è quindi il primo responsabile, ma è certamente una concausa. Un minor numero di chiamate stamane per i servizi antincendi della Protezione Civile. I elicotteri sono all'opera in 3 località del nord del Piemonte, in Friuli e nel Lazio. Successi nella lotta contro i provincia di Viterbo, l'altro in Toscana. Fermate 6 persone nell'atto di accendere roghi. Medio Oriente, il premier israeliano Ariel Sharon ha convocato stamani i suoi più stretti collaboratori per fare il punto della situazione all'indomani del duplice attentato costato la vita a 2 cittadini dello Stato ebraico. I servizi di sicurezza sono in allerta poiché le informazioni raccolte indicano come imminenti altri atti di terrorismo da parte di estremisti palestinesi. Decisione storica in Argentina, dove la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza l'annullamento delle leggi di amnistia riguardanti i crimini commessi contro i dissidenti sotto la dittatura al potere dal 76 all'83. Centinaia le persone in festa, almeno 9.000 i morti, ufficialmente i dati per dispersi durante il regime militare. 2 studenti afghani simpatizzanti del deposto regime talebano sono rimasti uccisi ieri sera dall'esplosione di un ordigno che stavano preparando nella capitale, Kabul. Un terzo ragazzo che si trovava con loro è rimasto gravemente ferito. La cronaca italiana, agguato mortale stamane a Bari nel quartiere San Gerolamo. La vittima è il fratello di Mimmo Strisciuglio, uno dei capi clan più noti del capoluogo pugliese. La vittima, 33 anni, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. E un omicidio di mafia poco fa in un salone di Barbiere a Fravra, in provincia di Agrigento, dove è stato assassinato Carmelo Migliotti, 51 anni, indagato per associazione mafiosa anche in relazione alla latitanza del boss ora pentito Giovanni Brusca. Si profila ancora una giornata con il segno positivo per le borse europee. A Piazza Affari l'indice MIPTEL guadagna lo 0,45%, positivo anche il Numtel a più 0,47%. L'euro è in ribasso rispetto al dollaro, è scambiato a quota 1,1230. Per ora è tutto, il prossimo GR3 torna alle 13:45. Da Alma Grandini e Valentina Antonelli, grazie per averci seguito e a più tardi. Abbiamo trasmesso GR3. Email grr@rai.it. Per le vacanze, altro che Maria Monti! Io adoro restare qui! Se vuoi risparmiare, meglio Agip 10+10. Per ogni 10 euro risparmiati sulla card di alta fedeltà, ne hai già risparmiati altri 10 al fai da te. Agip. Onda Verde. Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buongiorno dal CIS, viaggiare informati. Invariata la situazione sul raccordo Torino-Caselle, è ancora fermo il traffico da Caselle verso Torino a causa di un incidente. C'è sempre l'uscita obbligatoria a Caselle, sul posto inoltre codi di 3 km. Ed è bloccata anche l'autostrada del Sole, sempre a causa di un incidente. Traffico fermo tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Verso Roma invece ci sono code per i soliti curiosi. Rallentamenti poi sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Como Nord e Brogeda in direzione di Chiasso a causa del traffico. E sulla 4 Torino Trieste ci sono code di 2 km in uscita alla stazione di Peschiera per le provenienze da Brescia. Per evitare che si formino lunghe code, per chi proviene da Venezia e viaggia verso Milano si consiglia di uscire alla stazione di Somma Campagna.
E sulla 27 Mestre Belluno, code di 3 km tra Cadola e Pian di Vedoia verso Belluno. Nel Lazio code a tratti sulla statale 148 Pontina tra Borgo Piave e lo svincolo per Pontinia. Traffico intenso al sud con code di 1 chilometro sul raccordo Salerno-Avellino tra Baronissi e lo svincolo per la 3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria in direzione di Salerno. Rallentamenti anche sulla statale 145 Sorrentina da Castellammare di Stabia verso Sorrento. Per evitare anche in questo caso che si formino lunghe code, al momento il traffico esce obbligatoriamente allo svincolo di Castellammare, diramazione sorrentina. Traffico intenso anche in Sicilia sulla 18 Messina-Catania tra Catania e Tremestieri nelle due direzioni con code di 4 km a causa dei lavori tra la barriera di Catania ed Acireale in direzione di Messina. Code poi sulla statale 114 Orientale Sicula all'altezza del ponte sul fiume Simeto, zona tangenziale di Catania, nelle due direzioni sia verso Siracusa sia verso Catania. E prima di restituire la linea, ed in questo momento una nuova notizia sulla tangenziale di Napoli, sono code tra Pozzuoli e Pozzuoli via Domiziana in direzione della via Domiziana, 2 chilometri a causa del traffico intenso. Ed il CIS infine ricorda che le nuove norme del codice della strada fissano il tasso limite di alcol nel sangue a 0,5 grammi per litro. Valori superiori configurano il reato di guida in stato di ebbrezza. È tutto per il momento da Emanuela Castaldi dell'ACI. Il prossimo appuntamento con Onda Verde in contemporanea alle 11.30 su Radio 1 e Radio 2. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e con la partecipazione dell'AGIP. Una bottiglia di Vernè.